Al via il progetto Crescere in Digitale, realizzato dalla Camera di Commercio di Agrigento in tandem con il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, realizzato in partnership con Unioncamere e Google, a valere sulle risorse del PON Iniziativa Occupazione Giovani per diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web il mondo delle imprese italiane. Al progetto, che ha visto lo svolgimento anche di un laboratorio formativo, hanno partecipato un centinaio di giovani della nostra provincia, selezionati tra coloro che hanno completato la prima fase del percorso formativo online e superato con successo il test. Ripartono nuovamente i laboratori di Crescere in Digitale. I laboratori hanno avuto un momento di stallo durante il periodo proprio dell'emergenza nel 2020 e adesso a gennaio, in modalità diversa, in modalità online, ripartono i laboratori. Oggi, in particolare, Agrigento ospita online una formazione di gruppo per circa 100 ragazzi. Allora, dico subito che questo progetto, che è alla seconda edizione e la Camera di Commercio di Agrigento ha aderito ancora dal lontano 2015 fino ad oggi, ed ha avviato fino ad oggi più di 600 ragazzi in tirocini presso altrettante aziende. Cosa vuol dire? Sono ragazzi che sono formati da Google per portare le loro competenze digitali, le portare presso le aziende. Quindi tutte quelle aziende che in questo momento vogliono rafforzare la propria presenza online, lo possono fare anche ospitando un tirocinante opportunamente formato da Google e a costo zero, perché questi ragazzi, più che altro i tirocini sono pagati direttamente con dei fondi di garanzia giovani, 500 euro al mese. Questi possono quindi lavorare per 6 mesi presso le aziende, poi se le aziende riterranno opportuno di farli rimanere avranno delle agevolazioni per la stabilizzazione. Quindi diciamo che noi abbiamo una buona esperienza in questo senso, perché molti ragazzi hanno trovato una stabilizzazione, un lavoro, ma al di là di questo mi rivolgo ai ragazzi, è una formazione di 50 ore fatta da Google gratuitamente con un test finale e che oggi vale tantissimo, perché spendere la propria competenza digitale ovunque voi volete andare, sia in un'azienda, un'impresa, uno studio professionale, in un'associazione, lo potete utilizzare. Quindi diciamo che potenziamo il digitale e alle aziende invito quindi con coraggio a dare opportunità ai giovani per avere, divulgare al meglio le competenze digitali. Chiaramente c'è uno sportello per cui rivolgersi. Allora sì, chi vuole informazioni, intanto anche tramite la nostra pagina Facebook, potete anche su Messenger seguire, chiedere informazioni, la nostra pagina web, iscrivetevi sulla newsletter, ma soprattutto c'è una piattaforma che è la piattaforma di Crescere in Digitale, dove potete trovare tutte le informazioni. Io sono la responsabile del progetto e sono a vostra disposizione. Chiunque vuole può chiedere informazioni, approfondimenti e noi siamo a disposizione. Con me c'è uno staff di colleghi, per cui siamo un gruppo ben organizzato e siamo agguerriti per portare avanti nel nostro territorio quelle che sono le competenze digitali e dare un'opportunità sia ai giovani sia alle imprese.